In un piccolo paese chiamato Bagnoregio, immerso nella tranquilla campagna del Lazio, nacque un bambino di nome Giovanni. Sin da piccolo la sua mamma lo guardava con amore e speranza, sognando per lui una vita piena di gioia e salute. Ma un giorno il piccolo Giovanni si ammalò gravemente e il cuore della sua mamma si riempì di paura e preoccupazione. Nel villaggio, un giorno di primavera, arrivò un uomo santo di nome Francesco d'Assisi. La mamma di Giovanni, con il cuore colmo di fede e disperazione, si avvicinò a Francesco e gli chiese di pregare per il suo bambino. Prometté che, se Giovanni fosse guarito, lo avrebbe dedicato al Signore come frate minore. Francesco, con un sorriso sereno e gli occhi pieni di compassione, pregò con fervore. Dopo aver pregato, guardò il bambino e disse: «Buona ventura a questo piccolo». Miracolosamente Giovanni guarì e da quel giorno fu chiamato Bonaventura. Bonaventura crebbe forte e sano, ma soprattutto crebbe in bontà e saggezza. Decise di mantenere la promessa fatta dalla sua mamma e si unì ai frati minori, seguendo le orme di Francesco. Con il passare degli anni, il cuore di Bonaventura si riempì sempre più di amore per Dio e per il prossimo. Studiò con impegno e diventò un uomo di grande cultura e spiritualità. La sua fama di sapienza e santità si diffuse rapidamente e i suoi confratelli lo ammiravano profondamente. Nonostante la sua giovane età, lo elessero priore generale. Bonaventura non usava la sua autorità per comandare, ma viveva come esempio di virtù e umiltà, ispirando tutti con il suo comportamento e le sue azioni. La notizia della sua santità arrivò fino a Roma e il Papa, sentendo parlare di Bonaventura, decise di nominarlo arcivescovo. Ma Bonaventura, con la sua consueta umiltà, convinse il Papa a cambiare idea. Tuttavia, un altro Papa, riconoscendo i doni straordinari di Bonaventura, lo nominò cardinale. Anche questa volta Bonaventura cercò di fuggire dalla responsabilità, ma alla fine, obbediente, accettò. Bonaventura dedicò la sua vita alla Chiesa e al bene degli uomini, viaggiando senza sosta e portando con sé la luce della fede e della saggezza. Ogni passo era un atto d'amore, ogni parola un seme di speranza. Durante un viaggio verso una città lontana, Bonaventura si ammalò gravemente. Il suo corpo, stremato dal troppo lavoro e dalle fatiche, cedette. In pochi giorni lasciò questa vita per incontrare l'amore eterno di Dio. Bonaventura, con la sua vita di sacrificio e amore, insegnò a tutti che la vera sapienza si trova nell'amare Dio sopra ogni cosa. Le sue parole e i suoi insegnamenti rimasero impressi nel cuore di chi lo aveva conosciuto. Amare Dio è l'unica via per essere accetti a Lui. E così, nei secoli a venire, nel silenzio dei monasteri e nel fruscio delle pagine dei suoi scritti, continuò a risuonare la dolce eco della vita di Bonaventura, un faro di bontà e saggezza che continua a illuminare i cuori di chiunque ascolti la sua storia. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.